Con Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. Con la fermezza e la compattezza dell'Europa, il senatore Patuanelli è riuscita in qualche modo anche a convincere Trump a non fare un passo Io non vedo questa retromarcia di Trump. È una retromarcia militare? Forse sì. Beh, non mi pare poco. E non mette più i dazi. La minaccia di Trump è un affarista, è abituato a contrattare per i suoi affari e usa gli Stati Uniti esattamente come se fossero un'azienda privata. E quindi chiedi 100 per prendere 50 perché 50 è il tuo obiettivo. A Trump di invadere militarmente gli orsi polari interessava ben poco. A Trump interessa sfruttare le risorse minerarie di quell'area del paese, del pianeta, e in prospettiva, che forse è l'elemento principale, a causa dello scioglimento dei ghiacci si aprono delle rotte artiche commerciali con percorsi molto convenienti per i mercantili e avere il dominio su quelle rotte. Lo ottiene comprandola, lo ottiene con l'accordo. Quindi io non ho visto nelle dichiarazioni di Trump una retromarcia. Vabbè, non mette più i dazi, non dichiara più la guerra. Vabbè, comunque approfondiremo dopo il TG1. Fa vedere questo border peace per Gaza, 21 paesi aderenti, nessuno dei principali paesi europei ha aderito. La Meloni ha parlato con Trump, gli ha spiegato che l'Italia non vuole escludersi ma non può aderire perché abbiamo una Costituzione che ci impedisce di entrare in organismi internazionali se non ci sono tutti gli altri paesi europei, quindi è una cosa che viene rinviata. Lei come la vede? Intanto inizialmente l'entusiasmo della Presidente del Consiglio di essere parte di questo progetto evidentemente aveva sottovalutato la nostra Costituzione, si era dimenticata di alcuni passaggi. Io credo che sia una delle ennesime trampate, una società che è quasi un SPA, che magari io mi aspetto che prima o poi verrà quotata in borsa, è un affarismo immobiliare che vuole fare i grattacieli a Gaza, non c'entra nulla la pace, non è conseguenza dell'accordo fatto assieme a Israele, ovviamente con Hamas che ha accettato in quel momento ovviamente per sospendere i bombardamenti sul territorio di Gaza una pace possibile, ma non c'entra nulla il Board of Peace che oggi Trump presenta. Devi pagare una fish di 1 miliardo per entrarci, semplicemente per gestire... Se ne parla fra 3 anni, quindi poi... Sì, certo, se ne parla, ma fa il paio... Guardate, si è già detto prima, Trump la mattina guarda le quotazioni del petrolio, guarda la borsa, guarda quanto sta il gas. Scusi, se posso permettermi, le sue azioni sulla base di questo. Perfetto, se posso permettermi, il Trump affarista, come dice lei, era affarista anche nel primo mandato, certo. Però con lui andava d'amore d'accordo. Andavamo d'amore d'accordo? No? Assolutamente no, tanto che in molte occasioni, ricordo che abbiamo fatto la via della seta. Trump era d'accordo con la via della seta? Io non credo. Eppure l'abbiamo fatta, nonostante avessimo delle pressioni enormi. Io facevo il ministro, quindi posso assicurarvi che incontrare l'ambasciatore americano a Roma in quel periodo non era così semplice, e però credevamo che per gli interessi nazionali quell'accordo, che se avessimo oggi non avremmo paura dei dazi, non avremmo paura di tante cose, perché quell'accordo apriva un mercato enorme. C'erano delle controindicazioni. C'erano anche delle controindicazioni, ma era un accordo commerciale che serviva al Paese. Eppure l'abbiamo fatto nonostante gli americani. Quindi dire che noi eravamo d'accordo con Trump quando tutelava gli interessi italiani, non eravamo d'accordo quando faceva gli interessi americani contro gli interessi italiani ed europei. Non mi sembra che questo governo... Onorevole Bergamini, brevemente per favore, perché è un po' tardi. Prego. Ci sono tante cose. Allora, che la via della seta servisse l'interesse nazionale dell'Italia è ancora tutto da dimostrare. Siamo stati l'unico paese frettolosamente ad aderire a quel progetto di tutto il G7. Paesi. Tutti gli altri si sono rifiutati di aderire, forse 24 paesi, tutti i la Francia ha venduto 300 aerei. È d'accordo, senatore Patuanelli? Beh, io credo che si debba arrivare a un'autodeterminazione del popolo iraniano per la propria democrazia e per le proprie scelte. Temiamo interventi esterni, l'abbiamo detto con forza. Mi scuso con l'onorevole Bergamini per averla interrotta prima e voglio dire che credo che
questa visione, cioè del non interventismo e della non destabilizzazione di alcune aree, credo che anche il presidente Berlusconi, che io ho criticato politicamente per tante cose, ma in realtà in politica estera aveva una visione certamente lungimirante. Ricordo il rapporto con Gheddafi e il fatto che cercava di non destabilizzare l'area nordafricana, cosa che poi è accaduto e abbiamo visto che non è stato un vantaggio per nessuno.